Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Traffico e caos nella prima giornata di chiusura a Cosenza per il tratto di via Misasi, compreso tra via Tancredi e via Simonetta, che da oggi, su disposizione del sindaco e dei vigili urbani di Cosenza, diventa pedonale. La porzione è quella su cui si affacciano due istituti scolastici. Il sindaco spiega le ragioni e chiede ai cittadini di pazientare. Gianluca Pasqua. È un esperimento e, come tutti gli esperimenti, ha bisogno di un po' di tempo per andare a regime, o forse non ci andrà mai. E questo è il dubbio dei cittadini automobilisti che hanno sperimentato le novità introdotte nella viabilità del centro di Cosenza. Dalle prime ore del mattino, a mezzogiorno, la situazione è stata abbastanza caotica. Code, clacson e incertezze sui percorsi da utilizzare per raggiungere le varie destinazioni, considerato che, nella zona, sono stati modificati alcuni sensi di marcia. Gli esercenti di via Misasi, che attendevano l'esperimento per valutarne la funzionalità, continuano a rimanere scettici, ma concedono del tempo per esprimere un giudizio definitivo. Primo giorno sicuramente, almeno per la nostra esperienza, è tra virgolette fallimentare. Noi abbiamo sicuramente subito un mancato introito che si andrà a ripercuotere poi sul mensile finale. Speriamo che sia soltanto il giorno di oggi, ci sia un assestamento del tutto, o comunque, se dovesse invece continuare in tal senso, si parla di un'esperienza in fase preliminare che si sta soltanto cercando di vedere che pregi e difetti possa avere. Speriamo eventualmente, se la situazione continua a essere così, che si cambi rotta e si ritorni alla situazione preesistente. Vi risparmiamo alcuni commenti al vetriolo arrivati dagli automobilisti, ma si sa che nel traffico ognuno dà il peggio di sé, così come sui social, dove il sindaco Occhiuto, sul proprio profilo, ha provato a spiegare la ratio dell'intervento. La presenza delle scuole, scrive il Primo Cittadino, rallentava moltissimo il traffico veicolare su tutta via Misasi, creando congestione urbana e inquinamento ambientale, a causa delle auto parcheggiate in seconda e terza fila. Poi il Primo Cittadino espone il progetto che ha in mente per l'area e le novità previste, annunciando che i genitori avranno a disposizione aree di sosta gratuita temporanea, create su due lati del tratto di strada che viene chiuso al traffico, con oltre 50 posti auto a disposizione, compresi quelli per persone disabili. Un'area pedonale centrale di collegamento fra le due scuole che sarà progressivamente attrezzata e che metterà in sicurezza i pedoni, soprattutto i bambini, sia per gli attraversamenti che per la sosta che per l'accesso ai parcheggi. Quelli per disabili saranno più immediatamente accessibili dalle zone pedonali. Sarà al post del sindaco è seguito un lungo dibattito virtuale. Pochi hanno commentato positivamente, tanti hanno chiesto di tornare allo status quo ante. Mario Occhiuto ha invitato tutti alla calma, chiedendo un po' di tempo per assimilare le novità. Del resto si tratta di una fase iniziale e si è sempre in tempo per modificare l'intervento o per tornare indietro, come è successo qualche tempo fa in occasione di un altro esperimento, quello effettuato a via Montesanto.